Come si governa qualcosa che evolve ogni giorno? Se ci pensiamo è una domanda quasi filosofica, ma per chi lavora con Microsoft 365 è una domanda tremendamente concreta. Perché Microsoft 365 non è un software che installi e poi lasci lì e te ne dimentichi, ma è un organismo vivo a tutti gli effetti. Ogni settimana ci sono nuove funzionalità, ogni mese si cambiano le interfacce, nuovi servizi che arrivano o nuovi livelli di sicurezza. Allora, come garantire, una volta che si è configurato tutto in modo perfetto, che poi qualcosa non cambi sotto il naso? Per scoprirlo qui con me, come al solito, l'esperto di questi temi, Giorgio. Ciao Giorgio. Ciao Lorenzo. In altre parole, tu mi stai chiedendo cosa succede quando ignoriamo il message center. Esatto. Succede che i cambiamenti arrivano senza preavviso, che anche se il preavviso in realtà c'è stato. Cambiano comportamenti, cambiano le policy, cambiano magari anche delle interfacce. Il risultato è magari un aumento di ticket, frustrazione per gli utenti finali, qualche volta impatti anche su compliance e sicurezza. Il message center diventa quello che è la nostra centrale operativa del cambiamento. Ok, e quali sono per la tua esperienza le tipiche novità che appunto vengono ignorate a tuo avviso? Beh, tipicamente cambi sul modelli di condivisione, di sharing, in alcuni casi policy di Teams. Negli ultimi anni Microsoft ha fatto un vero e proprio lavoro costante sull'implementazione di nuove policy di Teams, cambia veramente in maniera molto veloce e noi se non controlliamo queste novità tendenzialmente le subiamo, ecco. Cambia la compliance, arrivano le nuove feature che poi impattano l'esperienza utente. Il punto è non stare lì a leggere tutto ciò che cambia, ma bisogna essere in grado di filtrare che cosa è rilevante per il nostro tenant, per la nostra azienda, per il nostro modello di lavoro. Facciamo un esempio che come sempre ci aiuta a capire meglio. Sì, un'azienda retail, tra l'altro è successo neanche troppo tempo fa, quindi è un caso molto recente, con un'azienda che ha molti punti vendita, arriva un cambiamento nella gestione delle chiamate di Teams, quindi delle policy che sono state preannunciate in realtà mesi prima, nessuno ha intercettato questo cambiamento, il risultato è che alla mattina il call center è stato impattato per ore, con il risultato di avere utenti infuriati, certo, perché nessuno ha verificato questo cambiamento. C'era da fare una piccola operazione, quindi in realtà dietro non c'era un progetto di reimmaginare tutto un servizio, tuttavia l'impatto c'è stato. Da quel momento però il nostro cliente, anche con il nostro aiuto, ci ha istituito quello che è un processo leggero di review settimanale di quello che è il message center, andare a classificare per impatto attraverso anche delle comunicazioni interne poi per diffondere questo cambiamento e per cercare di coinvolgere anche altre persone all'interno dell'azienda per capire se possono esserci degli impatti operativi. Allora proviamo ad andare appunto con metodo. Come andiamo a costruirlo? Un change management che funzioni davvero e che sia poi efficace? Serve un processo semplice, comunque un rituale semplice ogni mattina. Rituale mi piace. È un rituale. Ogni mattina, ma anche in maniera un po' più leggera, come abbiamo visto nel caso raccontato prima, ogni settimana andiamo a leggerci, andiamo a monitorare e a fare una sorta di triage per impatto e andare a verificare quelle che sono le comunicazioni da parte di Microsoft e vedere se queste proprio possono avere un impatto su quella che è la nostra operatività giornaliera. Quindi andare a introdurre una governance, abbiamo detto nell'episodio 1 che serve una governance, cioè un processo continuo e non più un qualcosa che si fa una volta e basta. Se dovessimo provare a dare appunto una serie di step da seguire. Innanzitutto c'è da cambiare un po' quello che è la mentalità culturale aziendale nei department IT dei nostri clienti che conosciamo bene. Si è abituati a lavorare a una modalità a progetto. Dobbiamo cambiare questo mindset e portarlo a quello che è un processo permanente. Infatti il primo errore che troviamo normalmente è il cambiamento di un evento, per esempio, va bene, c'è una migrazione che è stata fatta, una policy nuova che è stata scritta e poi rimane lì, finito, basta. In realtà quello che non possiamo più lasciar perdere oggigiorno è proprio questo modello, quindi ciclicamente ogni azienda avrà, diciamo, il suo specchio temporale adatto, però dovrà andare a introdurre questa governance continuativa.
Successivamente poi bisognerà andare a costruire quello che è un vero e proprio radar del cambiamento. Un change management efficace inizia sempre con una domanda: chi sta guardando, cosa cambia? Serve un radar strutturato, appunto, non casuale. Nel caso di Microsoft 365 quindi significa monitoraggio del message center, analisi delle roadmap di Microsoft, almeno trimestralmente. Potrebbe essere già un buon periodo. Una valutazione di quelle che sono le funzionalità in preview, quindi non lasciare che si distribuiscano normalmente su tutto il nostro tenant, ma magari ridurle a una piccola parte della popolazione aziendale, certo, che ne faccia una valutazione, andare a vedere tutti quelli che possono essere gli alert sugli impatti di compliance e di sicurezza. Ovviamente questo radar da solo non basta, perché le informazioni e le decisioni generano solo rumore, quindi occorre creare anche quello che noi chiamiamo normalmente un microcomitato di governo, quindi un nucleo agile, quindi non solo composto da persone dell'IT, ma anche da persone della compliance, persone di HR e anche dai business owner. Questo gruppo deve rispondere fondamentalmente a qualche piccola domanda per ogni novità che viene intercettata, esattamente. Quindi questa novità ci crea valore, certo, per esempio, me come business, come azienda, oppure ci crea del rischio. A seconda della risposta della domanda possiamo andare a identificare quelle che sono le persone che ci possono aiutare a coinvolgere anche queste novità. Siamo pronti culturalmente per un cambio del genere? Se l'attiviamo, poi chi la governa, chi la guarda? Queste sono tutte domande che ci dobbiamo porre e servono poi per andare a creare un momento decisionale e per andare a governare quello che è il cambiamento. Quindi un cambiamento che avviene per inerzia è un cambiamento per inerzia, è pericoloso, è sempre pericoloso, può essere molto pericoloso. Integrare anche formazione continua, formazione è fondamentale. È un altro aspetto, quindi ogni volta che noi troviamo un cambiamento non possiamo semplicemente tirarlo nella schiena ai nostri utenti, ma dobbiamo governare anche in questo cambiamento. Dobbiamo accompagnarli, quindi il cambiamento tecnologico è anche un cambiamento di comportamento. Se attivi le nuove funzioni in Teams ma nessuno le sa usare correttamente, quello che vai a creare è solo aumentare l'entropia, la complessità, e il risultato è quello di abbassare poi la produttività. Quindi uno strumento che dovrebbe garantire produttività che non produce è un problema. La formazione poi deve essere breve in questo caso, ma ricorrente e contestuale alle novità che arrivano. Ogni volta che arriva una novità, è chiaro. Ora Giorgio, oggi abbiamo capito che il vero problema non è che Microsoft 365 cambia, il vero problema è pensare che non cambierà, probabilmente. Il problema è quello. Dobbiamo quindi imparare a prendere ogni comunicazione, ogni aggiornamento, ogni update non solo come una novità di prodotto, ma anche come proprio una vera decisione. Parlavi prima di questo microcomitato, di che tipo di impatto può portare nell'azienda. In altre parole possiamo dire che la maturità digitale non si misura solo dal numero di funzionalità che abbiamo implementato, che bello, mettiamo su tutto, ma dalla nostra capacità poi di governare questi cambiamenti che arrivano, piccoli o grandi che siano. Allora, la vera domanda che dovremmo farci non è cosa ha rilasciato Microsoft questa settimana, ma la nostra azienda è pronta a decidere cosa farne di quel cambiamento? Allora, Giorgio, grazie come sempre per tutti i tuoi preziosi consigli. Ci vediamo al prossimo episodio dove parleremo di Zero Trust. Ciao Lorenzo. Giorgio. Ciao.